Il prossimo 16 ottobre, ormai alle porte, ci sarà un nuovo adempimento tributario. Scade la prima rata della TASI, la tassa sui servizi indivisibili, ma a casa i contribuenti, così come per l'IMU, non riceveranno nessun bollettino. Dovranno allora rivolgersi ad un commercialista o inventarsi consulenti. Un compito certamente non semplice. Così il Comune di Agrigento, per agevolare in questa incombenza l'utente, ha predisposto un servizio presentato oggi basato sulla interazione di una piattaforma software che consentirà di calcolare le imposte locali in conformità con la propria effettiva situazione possessoria. Il contribuente che ha ancora i modelli di pagamento delle 2 rate di acconto Tari notificate qualche settimana fa potrà individuare la propria password che è stata rilasciata per accedere a questo portale che riproduce la situazione degli immobili che risulta al comune interfacciata con la situazione catastale e consente, se la situazione è da confermare, se è aggiornata o eventualmente c'è la possibilità di modificarla da parte del contribuente, per addivenire a un calcolo della Tasi secondo le aliquote di recente stabilite e completare la procedura con la stampa del modello F24 e l'invio della dichiarazione di conferma o variazione della posizione degli immobili posseduti. Quanto riguarda la Tasi e l'IMU, il quadro è ormai completo. Resta in sospeso la Tari in riferimento alla terza rata. Ecco, cosa si ipotizza? Lunedì in Consiglio Comunale è all'ordine del giorno l'approvazione del piano finanziario o della gestione dei rifiuti del 2014 e l'articolazione delle tariffe per le quali sostanzialmente si va verso una conferma la proposta degli uffici è una conferma delle tariffe rispetto all'anno precedente, perché il costo è pressoché immutato. E intanto il Consiglio Comunale di Agrigento nell'ultima seduta ha approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di stazionamento. Il costo sarà di 90 euro per i pullman e di 60 euro per i minibus. Si prevede un'entrata annuale di 500.000 euro. E la tassa di stazionamento, insieme all'imposta di soggiorno, che anche questa dovrebbe essere all'ordine del giorno dei lavori di lunedì, sicuramente potrebbe consentire di utilizzare un gettito che ha la sua naturale destinazione nei servizi al turismo. Default sì, default no. Ecco, ormai siamo quasi alla fine dell'anno, possiamo tracciare un quadro ormai definitivo. Qual è la situazione? Permangono delle criticità finanziarie che intanto non ci hanno consentito di approvare in tempi rapidi il bilancio di previsione, per un quadro che comunque resta ancora incerto per alcune situazioni particolari.